Pronto, direttore? Tenete presente i camaldoli? Sì, e con la Minei. A Chiaiano. In tutto questo triangolo si trova la zona ospedaliera. E io mi trovo qui. No, quale ospedale? No, mi trovo alla trattoria Antonio La Trippa, tipica cucina napoletana. Allora venite anche voi. Vi aspetto, direttore. Oh. E come vedete io mi trovo qui nell'angolo delle cose dimenticate. C'è sta la lucerna, o cavatappa mura, a cacavella, e poi ci sta l'antica caffettiera napoletana, la famosa cuccumella, e poi qua, lo vedete, ci sta il mio collega, Pulcinella, oh porca miseria! E da tifoso napoletano, da grande tifoso napoletano, non poteva mancare l'angolo dedicato al Dios. Diego Armando Maradona! E dico sempre, e dite anche voi, forza Napoli, e che quest'anno vinciamo! È meglio che non lo dico. Lo vedete? Oh, che bella arte presepiale! Questo si chiama il chianghiere, ovvero il macellaio. Guardate quanta bella roba, ovvero mousse, le bistecche, le salsicce. Mentre, andando più avanti, troviamo il pisciapinnolo con il capitone, le spigole, il pulpo. E a Napoli, come si sa, si fa il broro di polpo, di broro e pulpo. Ecco, andando ancora più avanti, dulcis in fondo, troviamo il fruttaiolo. Ecco, oh, ma dico Enzo e Dio, dopo il macellaio, il pisciapinnolo, il fruttivendolo, secondo voi dove devo andare? In cucina, naturalmente. È permesso? Facchini, pompieri, uomini di fatica, cuoco, che bella parola, cuoco! Amici, fratelli, paesani, compaesani italiani! Caro cuoco, che cosa sta cucinando? Arancini, riso per fare gli arancini. Ah, mentre qua che cosa? Ceci, I ceci. Di ceci e baccalà. Ceci, e come mi guardano i ceci. E poi che ci abbiamo di buono? Il ragù, che sta in cottura. Senta, ma mi dica la verità, quanto tempo ci mette per fare tutto questo ambaradamba? Ci vuole tempo. Ecco, per esempio, gli arancini, il riso, e per fare gli arancini, quanto tempo ci occorre per fare una dose industriale? Allora, la cottura sono sempre le stesse cose, cioè 15-18 minuti cuoce il riso, poi si deve raffreddare e poi dobbiamo fare gli arancini. Ah, e panati ovviamente. Panati. Un cucchiaio per l'ospite. Adesso assaggiamo questi sono arancini in embrione, perché ancora non sono formati, quindi sono in embrione. Allora, il cucchiaio arriva o non arriva? Rosina, vieni una
dire questo caffè? Quante volte devo dire che voglio essere ubbidito? In questa casa comando io, no? No! Oh, porca miseria! Eccolo qua, è arrivato il cucchiaio. Però questa è una forchetta, va bene lo stesso. Dunque, allora, vediamo. Sa, se va in ebollizione la bocca, la lingua, va in ustione. Lei è commendatore. Non l'hanno fatto commendatore. Se vedi, la faranno commendatore. Veramente l'ha fatto lei? Certamente. Bravo! Chi è lei? Un cuoco, mezzo cuoco, cuoco e mezzo? Aiuto cuoco. Aiuto cuoco! Che sta facendo? Polpettine. Le polpettine, buone! Ne posso assaggiare qualcuna? Oh. Queste polpettine mi ricordano, che mi ricordano, mi ricordano, oddio. Mi ricordo le polpettine che faceva mia nonna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa cuciniamo? Qui stiamo preparando la base per la genovese di sedano e carote. Ah, benissimo. Mentre qui in questo pendolino che cosa c'è? Sono i ceci. Oh, i ceci, quanto sono buoni. E in questo grande pendolone invece? Qui c'è il ragù. Ah, il ragù. Sì, stiamo Quindi, facendo il ragù. senta, io, siccome mi è già venuta l'aquilina in bocca, se mi vado a sedere me lo preparo un primo? Ok, va benissimo. Un primo e un secondo o due primi? No, va bene anche due primi, 2 secondi e 2 contorni vicine. Non ti nego l'ospitalità per 2 giorni. Facciamo 3, meglio 3. 3. Sì. Ma come sono aumentato? Va benissimo. E io me ne vado a sedere. Senza- Ah, ma ci manca il bottone qua. I bottoni, a casa ne abbiamo piene di bottoni. E come vedete nel film Onorevoli Antonio La Trippa, queste erano le scarpe originali del film Onorevoli. Chi vi parla è Antonio La Trippa! E adesso, in attesa che arrivano le pietanze, io direi, perché non ci facciamo una bella idrolitina? Ecco qua, come si faceva una volta. Dunque, si agita così, si apre la bustina, si mette nell'acqua, ecco qua. Si chiude la bottiglia, si agita, attenzione, ecco qua. Mi do un po' di cipria, sì. Attenzione che scoppia. Si versa. Oh. E questa era l'acqua di una volta. Non si trova più, ma ad Antonio La Trippa lo trovate ancora. Buongiorno, Buongiorno. sicuro la mamma me lo manda lo chef e questa è una grande genovese, va bene? Ma noi eravamo rimasti d'accordo col cuoco che arrivavano pure 2 secondi. Dopo arrivano 2 Ah, secondi, va ok, benissimo. va benissimo, grazie a lei, grazie. Prego. Oh. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Che cosa c'è qua dentro? I fusilloni con polpettine e melanzane. Buono però, eh? Buono fusillone. Veramente fatto ad opera d'arte. Un bicchiere di vino.
e alla salute vostra. E alla salute mia! Oh, adesso sì che si può ragionare. Niente male. Adesso proviamo il piatto regina della tavola, la genovese, eccolo qua. Buon appetito. A dire la verità, questa genovese mi ha fatto ritornare indietro nel tempo, quando me lo faceva mamma. Antipastino, tracciulella al ragù della nonna, polpetta di ceci e baccalà, fritturina mista della nonna, sartù di riso, poppettone classico napoletano. Grazie, zio. Buon appetito! Oh, ricapitolando, questa è la tracciulella al ragù. Quanti ricordi, quando sentivi pappuliare in cucina la domenica mattina? Questi sono i ceci e baccalà. Era un piatto povero, ma con quello che costa oggi il baccalà è diventato un piatto ricco. Questo invece è il polpettone che mia mamma faceva o il giovedì o la domenica. E insieme al polpettone ci capitava il sartù di riso. E la domenica si concludeva sempre con la frittura all'italiana. Voi favorite? Ora non faccio complimenti. Buongiorno caro pizzaiuolo. Oh. Senta, ce la facciamo una bella pizza insieme? Va bene, Qual è la pizza preferita? la marinara. E allora via, su, or su. Ecco, adesso prendiamo la pallina, la stendiamo, uno schiaffo, gli dite 2 schiaffi. Oh, adesso la stendiamo, così. Pomodoro, d'origano, un pizzico d'aglietto e il basilico. Ah, non ci dimentichiamo l'olio. Ecco qua. E adesso la assaggiamo. Al punto giusto. Questa pizza non la mangiavo così da tanto tempo. Aprile, quelle pizze diventano 2. Siamo qui con Pino Bozza, proprietario e ideatore di questo locale. Caro Pino, come mai questo locale si chiama Antonio La Trippa? Caro Antonio, questo locale si chiama Antonio La Trippa perché c'è una storia dietro. La mia prima comunità che ho fatto, praticamente io sono riuscito a farmi entrare la droga pure in comunità. E stavo talmente fatto un giorno che mentre guardavo il film di Totò, Antonio La Trippa, no, si chiamava
Gli onorevoli. E in effetti vedevo sto film e io, pentito di questo gesto che avevo fatto, pensa che intanto già stavo facendo i lavori, avevo già fatto le insegne, le divise, tutte cucite a mano, e parlando con Totò, fatto come se stessi parlando con Gesù Cristo, no? Dissi: se riesci a farmi togliere questo vizio, io ti dedicherò un mio ristorante. E così è nata Antonio La Trippa. E devo dire che da Antonio La Trippa si mangia veramente bene. Eppure questo locale è così grande che io non mi raccapezzolo. Oh, porca miseria! Questo paese è così grande che io non mi raccapezzo. Ma come si fa?